Inizia una lunga ed intensa settimana per il CUS Palermo che tra le mura amiche del Palacus ospita il Palermo Futsal 89ers, settimana che porterà poi anche alla disputa della gara di ritorno del primo turno nazionale di Coppa Italia dopo il trionfo di Acireale di inizio 2024, partita che inizia subito con tanta intensità da parte della squadra guidata da Gianluca Isgro che subito con dell'aria prova a portarsi in avanti, poi il servizio per Comandatore che arma il sinistro di Lucchese, palla sopra la traversa, ancora attacco da parte dei padroni di casa con dell'aria che suola per Miranda, conclusione respinta dal portiere ospite Barcellona. Gli 89ers però si fanno apprezzare, si fanno gradire qui con una bellissima giocata da parte di Pennino, l'uscita da parte di Lopiparo, palla che rimane lì e poi alla fine salva in scivolata a Miranda, poi pallone recuperato da Lucchese che lotta proprio con Pennino, il servizio per Comandatore, ottima qui l'uscita da parte di Barcellona, attacco vivo per la squadra giallonera con il tiro al volo di Lucchese, bravissimo ancora il portiere degli 89ers a salvare. Poi Miranda a gestire il pallone, se lo porta sul destro, anche se continua a giocarla col mancino, ancora Barcellona a metterla in calcio d'angolo. Nuovo attacco da parte degli 89ers con la giocata da parte di Lapi e poi l'appoggio per Pennino, gran parata di Lopiparo in calcio d'angolo, poi ottima la pressione da parte di Guarino che arma il destro, da lontano sorprende Barcellona, vantaggio CUS Palermo. Guarino, capitano per un giorno, per gentile concessione da parte di Alberto Miranda, trova il gol dell'1-0, sblocca la partita e non poteva farlo nel momento migliore la squadra di Isgro che qui continua a attaccare ancora con Guarino che prova a concedere il bis, la palla messa in calcio d'angolo da Fava, poi da un calcio di punizione di Garofalo la palla arriva all'Api, in qualche modo salva Lopiparo. È ancora uscita al basso complicata per il CUS Palermo, ancora il servizio per Lapi che calcia, colpisce il palo, poi sfortunato Mazzamuto a non riuscire a fare il tap-in dell'1-1. Lucchese dall'altra parte illumina la scena per dell'aria, ottima l'uscita di Barcellona, partita intensa, tante occasioni da una parte e dall'altra, qui Garofalo con il grande lancio, il colpo di testa per andare a servire Vassallo, grande palla qui di Strongoli ma non riesce a pareggiare la squadra ospite che deve salvarsi qui su Miranda, grande intervento di Barcellona. Passiamo con le immagini di Andrea Germanò alla ripresa con questo primo tentativo di Miranda respinto dalla difesa, poi avanza Guarino, il tocco dentro per Miranda, il colpo di tacco di sinistro, la specialità della casa, il gol di classe di Alberto Miranda con e senza fascia, e lui il trascinatore del CUS che trova il gol del 2-0, gioca adesso con maggiore serenità la squadra di Isgro che qui va a recuperare una bella palla in fase di uscita avversaria, conclusione da parte di Amici, Barcellona si supera ancora e sventa la minaccia, poi il buon recupero palla da parte di Grammatica che cerca di involarsi davanti a Lopiparo che rimane in piedi sulla finta ed evita il gol, poi ancora si lotta con Lapi che cerca di recuperare il pallone, sfera che finisce indietro su Garofalo che la piazza dentro, ancora grande spaccata da parte di Lopiparo su Grammatica, torna ad attaccare il CUS Palermo con Miranda che accelera all'improvviso, trova e ottiene lo scambio, poi col destro che non è il suo piede non trova la rete del 3-0 e della doppietta personale, poi ancora la palla recuperata questa volta da Guarino che si invola, calcia di violenza troppa col destro, poi gran giocata di Pennino che si invola, riesce anche a metterla in mezzo, in qualche modo Lopiparo sventa sia il tiro che l'assist e diventa un 3 contro 1 per il CUS con la palla per Lucchese che si divora il gol del 3-0, si dispera l'ex Real Termini, ancora CUS che deve difendersi, bravo Lopiparo in due occasioni, la prima su Megna, è un Palermo Futsal 89ers che prova ad uscire dal campo con l'onore delle armi, qui ancora una grande occasione per Garofalo, non bene Lopiparo all'inizio, poi in qualche modo il salvataggio del portiere, dall'altra parte Lucchese scambia con Baucina, la palla sibila alla sinistra di Barcellona, poi brutta uscita palla ancora da parte di Baucina, Pennino va sul fondo, mette in mezzo, salvataggio di Lopiparo a negare il gol a Garofalo, poi ancora Lopiparo bravo sul calcio d'angolo che ne segue, innesca un altro 3 contro 1 per il CUS con Miranda che serve Baucina, c'è un compagno libero al centro, Baucina va al tiro, in qualche modo l'uscita di Barcellona ad evitare guai, poi buona qui la giocata e il sinistro da parte di Grammatica che si perde sul fondo, ancora il 23 che qui però sbaglia regalando palla ad Amici, Amici calcia, la respinta sul palo, poi da parte di Miranda sfortunato, e questa l'ultima occasione della partita, il CUS Palermo come potete sentire dalla sirena batte 2-0 gli 89ers e adesso può dedicarsi al ritorno di Coppa. Da Sportisile è tutto, alla prossima.